Saluto tutti gli amici del FASI con molta gratitudine perché insomma, è piacevole poter scambiare opinioni con sardi che nel mondo onorano la Sardegna e al tempo stesso non dimenticano di impegnarsi, di essere impegnati sia sulle questioni dell'attualità sia sulle questioni storiche e culturali. E quindi è con vero piacere che oggi discuto con voi di questo mio libro su un grande sardo che è appunto Gio Maria Angioи. Do la parola all'amico Fernando Codonesu, che è il presidente della Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco, creata recentemente a Cagliari, che si propone analoghe finalità di diffusione culturale sulle questioni della Sardegna, di impegno per una sua trasformazione. Abbiamo scelto questa modalità per rendere la esposizione, diciamo così, più scorrevole e più agevole, più colloquiale, diciamo. Quindi do la parola all'amico Fernando Codonesu. Ecco, grazie Andrea. Io passerei subito, insomma, alla prima domanda, anche perché dobbiamo riuscire a delineare questa grande figura della storia sarda, storia, soprattutto direi storia politica, chiedendoci proprio ma chi era Angioи? Perché i punti di vista sono diversi e c'è chi lo descrive come un indeciso, in certi casi addirittura come un intrigante, o era veramente un grande rivoluzionario, magari sfortunato, però un rivoluzionario che ha segnato quel periodo e che può essere utile anche per la politica di oggi? Ma badate, a questi quesiti si può rispondere, a mio avviso, solo in un modo, badando ai fatti, perché i fatti sono rivelatori di una personalità. Dicono i giuristi, e io sono fra quelli, che ci sono dei fatti concludenti, cioè dei fatti che non possono che essere interpretati in un modo che non possono non delineare una figura, una personalità. Io quindi ho seguito questo metodo che si segue anche nelle vicende giudiziarie, cioè prima di tutto, dicevano i vecchi maestri, leggiti gli atti, vedi i fatti, perché quello è il modo migliore per delineare delle figure, per delineare, diciamo così, un quadro. Quindi io partirei dai fatti. Ecco, e allora partendo proprio dai fatti, considerando che stiamo ragionando comunque sul periodo storico che è la fine, diciamo, la seconda metà ed è la fine poi del Settecento, qual è per esempio il fatto forse fondamentale che fa di Angioi un personaggio diverso dagli altri e che per certi versi segna anche, diciamo così, un carattere fondamentale del suo essere rivoluzionario? Ma potrà apparire paradossale a molti, però secondo me un fatto, un indizio, ma più che un indizio, una prova della sua straordinaria personalità, sta nel fatto che Gio Maria Angioi, fin dall'inizio degli anni 90 del Settecento, avviò una importante attività imprenditoriale. Ricordiamoci che Angioi fu docente nell'Università di Cagliari, nella facoltà di giurisprudenza, quindi brillantissimo giurista. Entrò presto da giovane a far parte della Reale Udienza, che era il massimo organo giurisdizionale del Regno di Sardegna, ma svolgeva anche funzioni politiche a sezioni unite nel caso in cui il viceré fosse assente o impedito, e tuttavia si impegnò con grande energia e con dispendio di risorse a creare un'attività imprenditoriale nel campo del cotone, passando dalla coltivazione alla sgranellatura e alla filatura,
creando una fabbrica di berrette e con l'intenzione di creare un'attività volta alla produzione di filati, perché intendeva creare le condizioni per la costruzione di una flotta sarda, perché ovviamente il rifiorimento economico della Sardegna richiedeva anche di superare l'handicap del mare, dei trasporti. Quindi un imprenditore molto collegato con diciamo così, con le idealità del tempo, che in Francia, in Inghilterra, ma anche nel nord Italia andavano affermandosi, cioè di un capitalismo moderno. Badate che Angioy si documentò con la letteratura, diciamo così, esistente, francese e inglese, e addirittura si prodigò per avere nella sua azienda delle maestranze che a livello internazionale fossero al massimo livello. Cioè ricercò, ad esempio, uno che si occupava di queste questioni per farlo venire da Malta. Quindi, insomma, non era un personaggio che si collegava direttamente alla cultura europea e ai processi che avanzavano in Europa sul piano economico. Questo è intanto Gio Maria Angioy. Bene, quindi insomma stiamo proprio parlando di una persona che, in cui contemporaneamente convivevano almeno tre grandi personaggi, se vogliamo, no? Cioè, abbiamo il fine giurista, abbiamo la persona che comunque sia è fondamentale all'interno della reale udienza, e poi abbiamo appunto la figura dell'imprenditore. Peraltro, come lo hai anche descritto e come lo descrivi molto bene nel libro, è un imprenditore al passo con i tempi, cioè agisce sul tessile, e il tessile in quel periodo è forse il settore più avanzato che ci sia in Europa, a partire dall'Inghilterra, su cui dopo interverrà anche, diciamo così, quelli che sono, a cominciare da Marx e tutti gli altri, che indagarono molto a fondo anche le prime grandi applicazioni dei telai nel settore, e contemporaneamente addirittura un imprenditore, e a questo punto direi anche un politico, che si pone lo stesso problema magari della creazione di una flotta sarda. Allora, se appunto il personaggio Angioy è tutto questo, cerchiamo di chiarire che cosa succede, cioè come si arriva al 96. Il 96 forse è l'anno clou, il 1796, di un primo periodo di Angioy, cioè cosa succede un po' prima e soprattutto nel 96. Qual è il ruolo politico di Angioy in quegli anni? Beh, abbiamo finora sottolineato la figura di Angioy estremamente innovativa, partendo dalla questione economica. Però non possiamo dimenticare l'Angioy intellettuale, l'Angioy giurista, l'Angioy fine studioso delle questioni attuali, ma anche delle questioni passate. Ecco, allora bisogna dire questo, che in quel periodo personaggi come Angioy, ma anche altri, questo è importante per lo sviluppo, altri personaggi, altri giovani che si erano formati nelle università di Cagliari e di Sassari, riformate dal ministro Boggino, che fu un riformatore moderato, ma introdusse delle innovazioni. Allora, Angioy partecipò a quella elaborazione molto importante di carattere istituzionale, volta a focalizzare la natura del Regno di Sardegna, del Regnum Sardinie, e nel contempo a delineare questo delicato rapporto tra il Regnum Sardinie e la corona. E qui ci fu un'elaborazione importantissima che sta alla base del progetto di Angioy, perché il
Angioy e questo gruppo di intellettuali, Ovino di Santo Lussurgiu, Pinna di Macomer, che furono anch'essi professori universitari, Campus e tutto uno stuolo di ecclesiastici molto acculturati, dissero che praticamente la Sardegna aveva una posizione costituzionale, il Regno di Sardegna aveva una costituzione integrale, cioè c'era un costituzionalismo integrale che nasceva da leggi fondamentali dei trattati di Londra, del Trattato di Londra che praticamente diede la Sardegna ai Savoia, e queste leggi fondamentali garantivano le prerogative del regno, cioè i suoi organi, gli stamenti, che erano le assemblee rappresentative dei diversi ceti dominanti del tempo, la reale udienza, mentre il re aveva una sovranità che però si limitava, oggi potremmo dire, a una sorta di garanzia del funzionamento. Angioy e questo stuolo di intellettuali sardi dicevano che le decisioni invece dovevano essere prese appunto dagli stamenti e dalla reale udienza, mentre il re doveva mantenere, oggi diciamo, una funzione di garanzia. Quindi questa era la base della rivendicazione forte di autonomia del Regno di Sardegna verso la corona, in quel caso verso i Savoia. E questa convinzione profonda fu alla base dell'azione di Angioy, che da fine intellettuale aveva un suo circolo, un suo club, se vogliamo usare questa espressione, e portava avanti queste idee con decisione. Vorrei fare un'altra precisazione. Angioy, come tutti i grandi politici, almeno secondo il mio punto di vista della storia, aveva l'abitudine di far evolvere le sue idee in relazione ai fatti. Cioè, quindi questa sua impostazione è un'impostazione che poi lui confronta e misura con ciò che accadeva. Quindi talvolta c'è anche una apparente modificazione di posizione, ma in realtà è una evoluzione. Se voi pensate alle grandi rivoluzioni, da quella francese a quella sovietica, vedete che chi le capeggiò ebbe una grande capacità di adeguare le proprie visioni generali ai fatti che si manifestavano. Quindi prima del 96, in parte Angioy fu assorbito dalle sue funzioni sia imprenditoriali che nella reale udienza, e quindi stette un po' in ombra. Poi pian piano venne fuori sostenendo queste posizioni e ponendo al centro l'abbattimento del feudalesimo. Un imprenditore che guardava l'Europa non poteva non opporsi al feudalesimo, che era un prelievo devastante di risorse in favore di questi cetti, diciamo così, privilegiati, estremamente minoritari, tenendo conto che molta parte dei feudi erano ancora degli spagnoli. Quindi si trattava di un prelievo i sardi lavoravano per trasferire risorse agli spagnoli o comunque a poche famiglie. Quindi è chiaro che il punto di attacco, diciamo così, di Angioy e tutta la sua teorizzazione era volta alla sovversione, diciamo così, all'eversione del feudalesimo per introdurre in Sardegna un sistema capitalistico moderno, perché quello era il tema di fondo di allora. Sì, allora effettivamente anche su questo punto credo che
ci potrai chiarire molto meglio il ragionamento dell'Angioi sui suoi 100 giorni come alternos, perché da un lato sta emergendo la sua figura comunque sia come persona estremamente leale nei confronti della corona, perché lui è sempre stato leale da questo punto di vista. Contemporaneamente, come ci hai appena detto, è fortissima la sua visione, diciamo, di una grande autonomia del regno, quasi come se prefigurasse una sorta di monarchia, definiamola costituzionale, ecco, anche se naturalmente stiamo parlando di un periodo in cui però lo possiamo dire sotto il profilo politico. Quindi una cosa è il ruolo del sovrano, altro è il ruolo della Sardegna, dei sardi con le sue istituzioni, quindi il forte senso dell'autonomia, e quindi lui che comunque sia viene nominato alternos anche per determinate funzioni che intanto si stanno svolgendo, soprattutto una grande, se vogliamo, anche azione di rivolta, di ribellione, di contestazione e quant'altro che si sta manifestando nel nord della Sardegna. Quindi i 100 giorni dell'alternos. Cosa puoi dirci su questo? Allora, qui bisogna fare una premessa, perché una premessa anche per capire poi l'evoluzione, perché in realtà nel capo di sopra cosiddetto, con centro a Sassari, c'era una feudalità molto, diciamo così, integralista. Nella parte meridionale erano sempre dei rapinatori, ma disposti a cedere certi abusi che nel tempo si erano radicati. Cioè il feudalesimo nasce con certe regole che sono ovviamente di rapina, ma queste regole vengono addirittura sovvertite o comunque modificate con ulteriori, diciamo così, con ulteriori forme di prelievo. E al nord erano molto integralisti questi feudatari. Quindi ci fu una lotta che da parte delle grandi famiglie, questo è un punto molto importante, delle grandi famiglie dei villaggi del nord, famiglie che già dal 600 iniziavano questa loro lotta, prima in campo giudiziario e poi anche sul campo, diciamo, anche in forma armata, di difesa armata talvolta. Ed erano famiglie che si ispiravano alla possibilità di una economia più libera, cioè di un'economia che senza il peso dei balzelli feudali e delle limitazioni feudali potesse liberamente svilupparsi. Sono grandi famiglie che producono anche nel campo intellettuale molto, perché si usava, come si è usato fino a non molto tempo fa, in queste famiglie c'era chi si occupava dell'azienda, poi però c'era sempre l'intellettuale che veniva mandato in città a studiare, no? Michele Ovino di Santo Lussurgiu, professore universitario, e poi quando fu esiliato con Angioi fu un collaboratore di uno dei massimi costituzionalisti del periodo rivoluzionario francese, lavorò con lui nel suo studio, quindi insomma erano teste di grande livello, professore universitario. Domenico Pinna, ugualmente di Macomer, professore universitario, e tanti altri, praticamente costituivano, come dire, un elemento in queste famiglie di collegamento con le correnti ideali maggiori. Tenete conto che anche Angioi era espressione di questo ceto sociale, perché la sua famiglia a Bono era insomma una famiglia di piccola proprietà e nobiltà locale, quindi era molto collegato con questo mondo. Beh, qui troviamo una unità con quella visione imprenditoriale, con quell'attività imprenditoriale di Angioi. Cioè Angioi vede che queste sono le forze
su cui si può puntare per battere il feudalesimo e per affermare e per portare la Sardegna nella modernità. Come diceva giustamente Codoneso, lo fece con estrema lealtà. Cioè Angioy era una persona seria e interpretava con serietà anche le sue funzioni istituzionali. Era, come dire, uno dei massimi esponenti della Reale Udienza, cioè della massima istituzione, di una delle massime istituzioni sarde, e lo faceva con serietà. Quindi la sua idea era l'idea di portare il Regnum Sardiniae con la sua autonomia integrale e col suo rapporto chiaro rispetto alla corona, di portarlo nella modernità, cioè di fargli seguire quelle idee che dalla grande rivoluzione francese andavano, come dire, diffondendosi in tutta Europa e che poi ineluttabilmente si affermarono, insomma, in un posto meglio, in altri meno, si affermarono negli anni e nei decenni successivi. Quindi a Sassari ci fu una prima rivolta, una prima conquista di Sassari da parte di queste grandi famiglie guidate da grandi intellettuali. Cilocco, notaio Cilocco, mandato da Cagliari insieme ad altri due perché si proponeva a Sassari una disgregazione, un distacco del capo di sopra dal capo di sotto e quindi una disgregazione del regno. Bene, quelle forze riuscirono a conquistare Sassari, a cacciare i feudatari e riuscirono anche insomma, arrestarono il governatore di Sassari e l'arcivescovo di Sassari e li portarono a Cagliari. Quindi ci fu già questa prima marcia in cui erano scortati da questi esponenti delle grandi famiglie che accompagnarono Cilocco, Mundula, che fu un grande avvocato, un grande rivoluzionario democratico sassarese, che appunto fecero la prima, diciamo così, calata da Sassari verso Cagliari. Quindi Angioy nel 96 ripete un po' questo schema con poteri naturalmente diversi. Mi sembra sì che le cose siano molto molto più chiare come le stai appunto affrontando, ce le stai descrivendo. A questo punto, siccome mi interessa molto che poi, soprattutto in chiusura, ecco, torniamo su un argomento che comunque hai già toccato con le tue risposte, quando parli, diciamo, dei vari avvocati, dei grandi personaggi che comunque sono messi in moto da queste sue azioni, e mi interessa un po' che tu centri ancora per noi un po' di più l'argomento, cioè gli strumenti delle unioni di comunità, unioni delle comunità proprio quale elemento distintivo, caratteristico di quello che poteva essere un progetto della grande autonomia della Sardegna di allora, soprattutto perché tendevano al superamento del feudalesimo. Allora, quando Angioy viene nominato alternos, anche qui ci sono molte discussioni, taluni dicono che fu una furbata dei conservatori per mandarlo a Sassari, farlo allontanare da Cagliari. Altri dicono invece che c'erano altri intendimenti. In realtà anche a Cagliari esisteva un movimento, diciamo così, un movimento progressista che era in qualche modo si opponeva al feudalesimo, anche se si trattava di posizioni articolate, c'era chi voleva mitigare il feudalesimo e c'era invece chi il feudalesimo lo voleva superare, come sempre accade, le posizioni sono diverse. Fatto sta che indubbiamente prevalse in quel momento l'idea di mandare nel Sassarese una persona autorevole che potesse, proseguendo l'opera che già Cilocco e Mundula avevano fatto nella prima
conquista di Sassari, nella prima discesa su Cagliari, potesse consolidare, diciamo così, la pacificazione di quelle zone. Ora è molto importante vedere come operò Angioy, perché anche questo è un fatto che delinea la sua personalità. Angioy partì da Cagliari il 23 di febbraio del 96 e fu accompagnato in tutti i suoi spostamenti, in tutte le ville, le bidde della Sardegna, da una popolazione che lo esaltava, che gli faceva il corteo. Mai delle autorità che venivano dal centro ebbero questa spontanea accoglienza. Perché? Perché Angioy si presentava come un uomo mite, come un uomo che andava al nord per portare giustizia e pace. Siccome ne aveva il potere, essendo nominato alternos, quindi aveva gli stessi poteri del viceré, ed avendo quella grande esperienza e sapienza giuridica, nei vari centri dove passò riuscì a risolvere delle controversie che duravano da anni, perché dovete sapere che i feudatari non solo avevano il potere di tassazione e di rapina, ma avevano anche la giurisdizione. Avevano anche la giurisdizione nei territori, almeno la giurisdizione di primo grado. E quindi lui si impegnò a risolvere in modo pacifico molte controversie che duravano da anni, quindi a rimettere pace anche nei territori. E quindi fu accompagnato in questo modo da un lungo corteo fino a Sassari. Angioy non ha compiuto un atto di vendetta. Angioy non ha impiccato nessuno. Angioy ha solo esercitato la giustizia. Quindi non ci fu in lui nessun atto, diciamo così, repressivo o, tra virgolette, arbitrario, che la sua funzione di viceré in quei tempi, insomma, alternos, quindi viceré sul campo, gli dava. E questo è un altro elemento significativo della sua modernità. Angioy, imprenditore, fine giurista che applicava, costituzionalista, che applicava queste nuove idee che attraversavano l'Europa, anche nei rapporti con gli avversari politici, nei rapporti con i feudatari che erano i suoi, tra virgolette, nemici politici. E quindi questo è un elemento molto importante. A Sassari che cosa fa? A Sassari forma una milizia sul modello di Cagliari per pacificare, diciamo così, per rendere più pacifica la vita in città. Mette a capo un democratico, un avvocato democratico, e così fa nelle altre cariche. Forma appunto una sorta di organo di giustizia che presiede egli stesso, per rendere giustizia nel modo che prima vi ho detto. Si reca anche nei territori, va anche nell'Ogudoro per vedere che cosa accadeva, cosa dicevano queste popolazioni, queste grandi famiglie, e li scopre. Qui ovviamente scopre da un lato, poi si tratta di vedere anche quale fu il suo contributo in tutto questo, il suo e del gruppo di intellettuali, ricordiamoci, del gruppo di intellettuali di alto livello che gli stava intorno. Ecco, lui scoprì gli strumenti di unione, che sono molto importanti, perché gli strumenti di unione praticamente era uno strumento che si faceva addirittura con atto notarile, quindi erano pubblici, registrati, in cui vari comuni, diremo oggi l'Unione dei Comuni, si impegnano a riscattare
i I feudi. feudi. Mhm. Si impegnano a riscattare i feudi, cioè si impegnano alla lotta contro il feudalesimo, però a riscattarli in forma pacifica, cioè siccome il feudo era sorto come ricompensa a chi si era battuto per gli Aragona, ma nel tempo erano diventati un elemento economico, cioè avevano un loro prezzo, un loro valore in base alla rendita che davano, e quindi si potevano anche vendere. In Val d'Aosta, ad esempio, fu fatto, e in altre zone. Quindi queste comunità si impegnavano a raccogliere le somme necessarie per riscattare il feudo, pagavano al feudatario il valore del feudo e se ne liberavano. Quindi attenzione, mentre nelle loro elaborazioni gli angioiani dicevano che il feudo era contro natura e contro la legge di natura, perché nessuno dei sardi aveva consentito alla loro formazione, dall'altro lato però dice, e quindi la soluzione era un'eversione, diciamo così, violenta, dall'altro lato invece dicevano noi la vogliamo risolvere pacificamente, vi paghiamo, vi riscattiamo il feudo. Questi strumenti di unione si moltiplicarono nel periodo in cui Angioi era alternos, quindi è evidente che c'era una sua sollecitazione anche su questa strada, e fu l'elemento, diciamo così, importante, lo strumento importante che lui un po' si trovò sul campo, ma sul quale naturalmente avevano anche lavorato lui e gli altri, perché se voi vi leggete questi strumenti di unione vedete che sono atti che hanno una loro impostazione giuridica, quindi sono frutto di menti acculturate. Quindi ecco là inizia a delinearsi la strategia. Eversione del feudo, però eversione del feudo in forma pacifica. E attenzione, un altro elemento. In questi strumenti c'era scritto che non era accettabile, non era più accettabile che le questioni che riguardavano le popolazioni, i territori, venissero decise dagli stamenti che erano rappresentanti di cetti. Quindi dicevano, ma c'è gente che decide per noi e della nostra realtà non sa nulla, oppure è ostile. Dobbiamo essere noi stessi a decidere. Quindi vedete che qui c'è un altro elemento di grande novità. Inizia a venire fuori l'assemblea generale, non più gli stamenti, no? Certo. Percetti che decidevano divisi, ma l'assemblea generale, quindi un altro elemento che ricorda le assemblee generali che si imposero in quel periodo storico. Quindi qui si inizia a delineare il progetto di Angioi. Certo, quindi appunto assemblea generale, unioni delle comunità, per cui le terre sostanzialmente del feudatario che possono diventare pubbliche, perché nel momento in cui vengono riscattate dalla comunità di questo si tratta, quindi non più verso un interesse, diciamo, per cui c'era esclusivamente una rendita a favore di un privato, ma proprio grazie a questo tipo di strumento lo si riscatta a favore delle comunità, da cui successivamente magari, voglio dire, non è un caso che ancora oggi abbiamo tantissime terre che sono destinate a usi civici, alla fin fine un po' da lì più o meno, ecco, derivano. E quindi se c'è questo, e quindi è chiaro che delineiamo, vediamo che Angioi è veramente un rivoluzionario, un antesignano di una democrazia moderna, perché sono tante le cose che possiamo già intuire in lui, e si capisce anche come alcuni, se vogliamo, degli stessi indipendentisti guardino comunque ad alcune di queste cose come dei prodromi di quello che poi per alcuni appunto potrebbe essere il futuro indipendentismo. Ma a questo punto però appunto c'è l'altro elemento, cioè va a Sassari, fa tutte queste cose e poi c'è il viaggio di rientro, no? Cioè il rientro a Cagliari, che qualcuno legge come una marcia verso la conquista di Cagliari o è un rientro a casa? Perché contemporaneamente qui devi rispondere a due aspetti, a questo e poi al cambiamento di ruoli, no? Perché da alternos, cioè da vero e proprio viceré con tutti quei poteri, nel giro di pochissimo tempo, insomma stiamo parlando tutto sommato del giugno del 96, diventa un ricercato. Allora, qui, secondo la mia modesta
opinione, io non sono uno storico, ho fatto il giurista, mi sto occupando di queste vicende per passione, diciamo. Qui le lettere che Angioy ha inviato da Oristano non sono state in generale adeguatamente valutate o non sono valutate nella Vulgata. Angioy arriva a Oristano avendo avuto una certa resistenza a Macomer, una certa resistenza anche armata a Macomer. Quindi, insomma, inizia a esserci una reazione di coloro che si oppongono al progetto di Angioy. Si spiega così anche la scorta che lui aveva. Lui aveva una scorta, intanto era l'Alternos, aveva una scorta di circa 500-600 persone che erano gli esponenti delle grandi famiglie di cui abbiamo parlato e persone che stavano intorno a loro. E quindi arriva a Oristano e a Oristano invia 3 lettere per chiarire anche la sua posizione. Invia una lettera al viceré in cui chiede al viceré un abboccamento. Dice: io chiedo un abboccamento perché i rappresentanti delle comunità del nord vogliono essere sentite per esporre il loro progetto, la loro idea di riscatto dei feudi. Ora, possiamo interpretare le cose in 1000 modi, ma chi invia una lettera al viceré e gli dice che chiede un abboccamento, a tutto sta pensando fuorché a conquistare Cagliari con la forza. Tenete conto che Angioy aveva con sé questa scorta di personalità del territorio, usiamo questo termine, le quali firmano in calce questa lettera, cioè dicono che aderiscono a questa richiesta di Angioy. Quindi firmando, insomma, un rivoluzionario, uno che intende fare la rivoluzione, intende marciare su Cagliari per un'eversione dell'ordinamento, non mette la firma sotto. Poi manda un'altra lettera, questa volta agli stamenti e alla Reale Udienza e poi anche al viceré, in cui dice che vuole con questi incontri definire i rapporti tra il Regno di Sardegna e la corona, cioè vuole risolvere la vertenza relativa ai rapporti tra il Regno di Sardegna e la corona e chiede che sia chiamato a, come dire, mediare, eccetera, eccetera, la Francia. Alcuni hanno visto in questa richiesta una sua propensione per l'eversione, non è così, perché spiega lui stesso che la Francia, dopo il Trattato di Parigi, a seguito dell'invasione dei francesi la prima volta del Piemonte, si era fatto un trattato a Parigi in cui i due paesi, cioè sia la Savoia, diciamo così, sia il Regno di Sardegna rappresentato dal re, sia la Francia, erano praticamente diventati amici. Quindi lui dice si tratta di una nazione che ormai è amica e quindi può svolgere una mediazione. Quindi anche in questo, a mio avviso, non c'era nulla di eversivo. Tenete conto che in altre trattative che si fecero, ad esempio sulle mitiche 5 domande, di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare, fu chiesta la mediazione al Papa. Quindi queste mediazioni erano previste, solo che Angioy, anziché chiederla al Papa, che certo non sarebbe stato più favorevole ai feudatari, chiede quella della Francia che gli dà più garanzie. Quindi queste lettere denotano che in lui non c'era nessuna volontà
E poi attenzione, si dice ma Angioy sul piano militare e così via, non era addetto, sì, non era un militare. Però Angioy non era così sciocco da non capire che se voleva conquistare Cagliari doveva munirsi di una forza ben più robusta, ben più organizzata, e doveva anche, come dire, tra virgolette, presidiare militarmente i territori. Certo. Se voi vi leggete, ve ne parlerà Francioni, vi leggete il suo memoriale del 1799, quando da Parigi intendeva rientrare in Sardegna e allora sì conquistare, diciamo così, la Sardegna per un governo diverso. Beh, indica in modo molto preciso e molto esatto quali forze servivano e anche quale armamento serviva. Quindi Angioy sostanzialmente torna a Cagliari disarmato, accompagnato da questi che volevano incontrare il viceré. E attenzione, c'è anche un altro elemento: i feudatari avevano loro forze armate, diciamo così, e quindi doveva anche proteggere la sua persona, perché è evidente che questi, come si dimostrò poi subito dopo, se avessero potuto l'avrebbero fatto fuori. Quindi era rispettoso, lui voleva una modifica, secondo me, radicale, molto radicale della Sardegna, ma non vedeva nel rapporto corretto tra il Regno di Sardegna e la corona, non vedeva in questo un ostacolo insormontabile, anzi riteneva che si potesse fare. Chiaro. Allora, in conclusione, ecco, cosa potresti dire, cosa ci puoi dire proprio il senso del progetto di Angioy? E poi certamente è avvenuta una sua sconfitta, perché questo è innegabile, ma è proprio una sconfitta definitiva oppure veramente c'è una grande lezione in tutta la sua azione, in tutto il suo pensiero, che può essere rivista anche valida come ad oggi? Per esempio, in tutta la sua azione non è evidente l'esigenza di costruire una classe dirigente che c'era allora e forse c'è anche oggi. Qual è il senso della sua lezione, il suo lascito fondamentale a tuo modo di vedere? Beh, intanto allora abbiamo visto il progetto in campo economico, in campo istituzionale, i rapporti con la corona, il riscatto dei feudi, quindi emerge un chiaro progetto di far uscire la Sardegna dal feudalesimo, portarlo nella modernità, portarlo sulle linee che andavano dall'Inghilterra, dove c'era peraltro la monarchia, alla Francia, e in tutta Europa andavano camminando. Curò molto il gruppo dirigente, questo è un elemento che spesso viene sottovalutato. Curò molto il gruppo dirigente. Vi dicevo che intorno a lui c'erano queste grandi figure di intellettuali, molti seguaci nell'amministrazione. Molti non lo sanno, si deve a uno studio di Luciano Carta. Di Luciano Carta la notizia, il nonno di Tuveri, che allevò Tuveri, che rimase orfano giovane, era un funzionario importante dell'Oristanese ed era angioiano, il che spiega anche poi il nipote, le cose del nipote, per dire. Ma questi grandi intellettuali, e poi due cose vorrei sottolineare: un gruppo di intellettuali molto importante a Sassari, con Mundula, Fadda e altri, e poi uno stuolo di ecclesiastici molto acculturati, perché erano laureati, i quali, ad esempio Muroni, che era il parroco di Semestene, ma poi c'è ancora il Sanacorda, che tentò l'invasione nel 1802, fu ucciso davanti alla torre di oggi è Castelsardo, e tanti altri che praticamente costituirono l'ossatura intellettuale di questo movimento. Tenete conto che i parroci
hanno anche la parrocchia, quindi sono molto collegati, a differenza degli intellettuali cagliaritani, che poi, tra virgolette, molti dei quali, tra virgolette, tradirono. Gli intellettuali cagliaritani usavano le masse dei sobborghi di Cagliari per le loro battaglie, per le loro cose, ma non erano organici. Sì. Mentre invece gli intellettuali sassaresi, e in particolare questi ecclesiastici, erano organici al movimento perché ci stavano dentro, ma anche gli intellettuali come Ovino o come Pinna, che venivano da quelle grandi famiglie, erano radicati nei loro paesi e nei loro territori, quindi era un tutt'uno. Quindi creò un gruppo dirigente di altissimo profilo che era un tutt'uno e curò questi rapporti. Che cosa lascia? La sconfitta fu una sconfitta molto dura, perché poi ci fu la ripresa dei feudatari, il tradimento di una intellettualità, perché l'intellettualità si divide sempre in due: c'è l'intellettualità libera e indipendente, c'è l'intellettualità anche preparata, allineata e servile al potere, e questo avvenne allora anche in Sardegna. Angioy fu sconfitto perché feudatari e questa intellettualità, insieme alla corona, si opposero duramente all'eversione del feudalesimo, all'eversione degli stamenti in favore dell'Assemblea Generale, eccetera. Quindi fu sconfitto e la sconfitta portò a una repressione violenta, cioè ci fu un vero e proprio terrorismo. A Sassari furono impiccati, poi, come facevano allora, staccata la testa e bruciato il corpo, le polveri date al vento e le teste appiccate all'ingresso in ogni porta della città come monito. Delle cose atroci furono fatte. Però di Angioy questo ci dice quanto Angioy fosse innovativo, perché diversamente non ci sarebbe stata questa reazione. Il lascito di Angioy secondo me è importante da molti punti di vista. Intanto questa idea del collegamento con i movimenti economici e culturali europei. Questo ci serve ancora oggi, anche se oggi i tempi naturalmente sono molto diversi da allora, però arretratezze culturali ne vediamo tante. Molto spesso siamo scollegati da queste grandi correnti culturali. In secondo luogo, il rapporto con la corona. Il rapporto con la corona richiama un po' un rapporto con un'entità diversa, no? Come può essere oggi la regione autonoma rispetto allo Stato. Beh, Angioy diceva che questi rapporti vanno chiariti, e vanno chiariti nel senso che le cose sarde, diciamo così, le decidono in larga misura i sardi. Poi ci sono i collegamenti, c'è la corona che fa da garanzia, che fa da momento unitario, però emerge questo spirito fortemente, usiamo il termine autonomista, poi ognuno può usare quello che vuole. Nell'Ottocento ci fu la damnatio memoriae di Angioy, no? La damnatio memoriae, seppure appunto degli intellettuali, non a caso Tuveri, e vi dicevo anche un po' la matrice e altri, hanno mantenuto viva questa, diciamo così, questa aspirazione autonomista, si potrebbe dire anche federalista, perché poi alla fine lì andiamo a finire, ma per tutto l'Ottocento fu compressa da questo centralismo a cui noi poi accettammo noi sardi, con la fusione perfetta. Col sardismo della prima guerra e poi con la resistenza e la nuova Costituzione, noi abbiamo un sistema che raccoglie l'autonomia. Possiamo in Angioy trovare un momento di attualità? Io credo di sì. Cioè penso che quella definizione di rapporto di cui Angioy parlava in una delle lettere
dei primi di giugno del 1796 al viceré, quella definizione dei rapporti, forse si possa riformulare oggi, a fronte della critica che molti fanno alla scarsa autonomia dei sardi data dallo statuto, che però deriva anche da responsabilità delle classi dirigenti sarde che non la esercita, si potrebbe senza nessun scandalo pensare appunto di trovare in queste cose che diceva allora Angioy una ispirazione di tipo moderno, federale, ecco, una cosa tutta da studiare, però c'è anche questo messaggio, cioè un uomo vissuto 200 anni fa, che ha operato più di 200 anni fa, ci lancia dei messaggi forti che e attuali, che dimostrano come la personalità, quella personalità fosse indubbiamente di grandissimo rilievo. Noi sardi la dovremmo studiare di più, la dovremmo di più valorizzare, di più mettere a fuoco. Se Angioy non fosse stato sardo, probabilmente per queste cose che ha detto e ha fatto sarebbe una personalità di livello europeo, mondiale. Il fatto è che era sardo, riflettiamo anche su questo. Grazie Andrea, una bella lezione e speriamo che Angioy appunto impariamo a studiarlo un po' di più. Grazie tante. Salutiamo tutti gli amici del Fasi e grazie.